Come ogni martedì, dunque, spazio all'informazione sulla sanità. Siamo andati allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, per approfondire il tema dei tumori gastrointestinali. Vediamo il servizio di Elisa Billato. È una delle neoplasie più diffuse sia nell'uomo che nella donna, ma anche un tipo di tumore che negli anni ha avuto i migliori progressi nella prognosi. Il tumore gastrointestinale, una neoplasia che deriva dalla trasformazione in senso maligno dei polipi, piccole escrescenze della mucosa intestinale. Oggi, grazie agli screening, è possibile una diagnosi precoce o anche la cura dei polipi prima che diventino maligni. Sono migliorate anche le tecniche chirurgiche, radioterapiche e chemioterapiche. Nel tumore gastrointestinale la prima terapia è quella chirurgica. Fondamentale rimane sempre il lavoro di equipe. Il paziente viene preso in carico da una squadra formata da chirurghi, gastroenterologi, radiologi, oncologi e radioterapisti. L'Istituto Oncologico Veneto per questo tipo di tumore è considerato un'eccellenza, soprattutto per quanto riguarda le nuove frontiere di cura, come per esempio l'immunoterapia. E torniamo, approfondendo il tema oggi trattato, per sentire un'intervista proprio su questo tipo di tumori che sono in aumento sia tra le donne che tra gli uomini. Ancora con Elisa Billato. Tumori gastrointestinali intendiamo tutti i vari tipi di tumore che possono coinvolgere l'apparato intestinale, vale a dire a partenza dal tumore dell'esofago, il tumore dello stomaco, il tumore dell'intestino, quindi del colon e del retto, ma anche i tumori del fegato, del pancreas e delle vie biliari. Noi qui all'Istituto Oncologico Veneto, in oncologia medica che io dirigo, prendiamo in carico circa 1000 nuovi pazienti, più di 1000 nuovi pazienti che hanno questo tipo di patologia. Per il tumore del colon retto gli screening e partecipare ai programmi di screening è fondamentale perché questo permette un riconoscimento precoce della malattia. Per altri di questi tipi di tumore non ci sono dei veri e propri screening, ma è comunque importante una diagnosi precoce, quindi in presenza di eventuali sintomi ricorrere al medico che può richiedere gli specifici accertamenti. Per questi tipi di tumore è molto importante l'approccio multidisciplinare. Sicuramente la cura di questi pazienti richiede più competenze e quindi è importante che più professionisti possano intervenire in questo percorso di cura per ottimizzare il tempo e il momento di cura più opportuno. Il chirurgo, ma anche il patologo, l'oncologo, il radioterapista, il radiologo sono tutte figure che intervengono nelle decisioni e nella programmazione più accurata del percorso di cura per ciascun paziente. Quello che però cerchiamo di fare anche allo IOV è di offrire al paziente farmaci innovativi attraverso protocolli sperimentali che ci permettono di rendere disponibili per questi pazienti nuovi farmaci non ancora in commercio, ma per i quali sappiamo oggi ci sono delle aspettative e dei veri risultati molto importanti. Mi riferisco per esempio alla terapia immunologica che oggi in queste patologie come nelle altre costituisce una vera e propria innovazione con dei risultati davvero sorprendenti.